Il giorno dopo la scissione tra Alfano e Berlusconi, i leader del PDL nel Veneto riflettono da che parte stare. I sicuri che hanno sposato la causa di Silvio Berlusconi ed entreranno in Forza Italia sono Galan, l'avvocato Ghedini, la Casellato, l'assessore regionale Massimo Giorgetti. Il fratello Alberto, sottosegretario all'economia, ha aderito invece al nuovo gruppo degli alfaniani alla Camera. Si sono presi una pausa di riflessione l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, che proviene da AN, e il veneziano Renato Chisso, assessore regionale alla mobilità e uomo strategico per le infrastrutture venete. Era presente martedì scorso all'affollatissima assemblea padovana con Angelino Alfano, mentre ieri ha regolarmente occupato il suo posto nel Consiglio nazionale di Roma, che ha sancito all'unanimità la rinascita di Forza Italia. Galan è il più entusiasta del progetto di Berlusconi di ritornare alle origini e con lui c'è un pool di 4 veneti, di Abano, Mogliano e di Noale. Marco De Pieri è il noalese che in questo momento costituiscono lo zoccolo duro del Cavaliere in regione, al punto che sono stati invitati al tavolo di Berlusconi sabato sera a Roma. Voi siete gli amici dei momenti difficili, ha detto loro. Secondo il Movimento 5 Stelle, la creazione di 2 fronti moderati nel centrodestra è un gioco delle parti per raccogliere il consenso dei delusi di Berlusconi dopo le continue minacce di far cadere il governo per le sue questioni personali. In realtà tutto questo interessa poco a chi ha aziende da gestire e 1000 grattacapi legati a crediti non riscossi e banche inesistenti, ma purtroppo sarà la realtà con cui gli elettori si dovranno misurare d'ora innanzi, tappandosi forse il naso come aveva consigliato all'epoca Indro Montanelli.